La FILT, la Federazione dei lavoratori del trasporto pubblico aderente alla CGIL del Veneto, lancia l'allarme: a rischio gli stipendi del mese delle aziende di trasporto pubblico. L'assenza dei vertici all'assessorato regionale alla mobilità dopo gli arresti di 3 funzionari e le dimissioni di Chisso stanno compromettendo la gestione ordinaria del servizio nel Veneto. Trenitalia, CTV e le altre società che offrono il servizio, dovendo pagare i fornitori, si stanno indebitando con le banche in attesa di ricevere gli stanziamenti che sono già stati inviati alle regioni in maggio e che sono pari al 60% del Fondo Nazionale Trasporti per il 2014, ma sono fermi a Palazzo Balbi. Luca Zaia ha assunto la delega di interim, ma deve agire secondo il segretario della FILT Ilario Simonaggio perché il tempo stringe. Il quadro è drammatico. La CTV sta accumulando debiti per decine di milioni. Non se la passano meglio nemmeno le aziende private perché l'incidenza del costo dei prestiti bancari è una mazzata e anche le risorse messe a disposizione per l'orario cadenzato dei treni sono decisamente insufficienti. Simonaggio chiede a Zaia di gestire direttamente la delega oppure di nominare un nuovo assessore, ma di fare presto.